Allora, Giorgia Sottana, c'è il dispiacere per questa sconfitta che è arrivata contro la Croazia. Intanto un commento a caldo. Ma il commento a caldo, penso che abbiamo dimostrato una faccia che non è la nostra e questa cosa mi dispiace molto e mi fa anche molto arrabbiare perché il nostro marchio di fabbrica non è questo e oggi non abbiamo dimostrato quello che abbiamo dimostrato in precedenza. Quindi quando è giusto dirsi brave è giusto dirsi brave, quando invece è giusto ammettere i propri errori è giusto ammettere i propri errori e oggi non siamo state unite per niente, che di solito era la nostra forza. Senti Giorgia, com'è stato tornare in Veneto per te in questo momento, visto che poi tra l'altro stai giocando anche all'estero? Ma è stata un'emozione grande, anche se onestamente penso che l'emozione più grande sarà la prossima settimana quando giocherò contro Schio. Vestire la maglia Italia è sempre speciale, farlo in Veneto ancora di più ovviamente. La sensazione di giocare al Palalup, tu hai giocato da avversario in questo impianto, però insomma era la prima volta che abbracciava la nazionale, che sensazione è stato? Ma è stato bello perché comunque è un palazzetto molto familiare, quindi si sentiva molto il calore della gente ed è stato bello comunque vedere il palazzo pieno. Senti, come stanno andando questi primi mesi in Francia? Stanno andando bene, mi trovo bene. La cultura francese non è molto diversa dalla nostra, a parte che non sanno fare la pasta, però per il resto ripiego sulle baguette che non sono per niente male. Ti manca l'Italia e se stai seguendo comunque il nostro campionato? Sto seguendo pochetto, devo essere sincera, perché siamo abbastanza impegnati, ogni tanto guardo Schio e le mie compagne di una volta perché ho amiche lì, quindi è giusto guardare. E mi manca l'Italia, mi mancano i miei amici e la famiglia, però per il resto devo dire che per ora sto bene lì.